Preposizioni, parte terza. Parliamo delle preposizioni articolate, quindi, come enunciato nella lavagnetta precedente, la numero 26, andremo ad osservare singolarmente le preposizioni più articolo nelle sue diverse combinazioni, servendoci di predisposte tabelle. In questa tabella vediamo la forma italiana e la forma milanese. Nella forma italiana abbiamo la preposizione di, che si traduce nel milanese con de più l'articolo, e per il plurale di. Esempi: del figlio, dell'amico, del fieu, de l'amis, della figlia, de la tusa, dell'amica, de la misa, al plurale dei, degli, delle, di fieu, di amis, di tusan, sempre di. Osserviamo ora la preposizione a, che nel milanese si traduce uguale a, al plurale ai, al figlio, ai fieu, all'amico, all'amis, alla figlia, alla tusa, all'amica, alla misa, al plurale ai, agli, alle, ai fieu, ai amis, ai tusan.